Le mura delle città medievali, laddove si siano salvate, sono un monumento che caratterizza il paesaggio urbano, quanto i grattacieli lo fanno con lo skyline di Manhattan. Un segno di identità, di comunità cittadina, di capacità di resistere non solo ai nemici, ma anche alla memoria. Detto questo, capita che la proprietà delle mura a volte non sia della città stessa, ma magari dello Stato. Ora il demanio ha ceduto a Marostica le sue mura medievali, con tanto di cerimonia al castello inferiore. Marostica da oggi è ufficialmente proprietaria delle sue mura, è un lavoro cominciato nel 2011, quindi l'amministrazione Scettro, portata avanti dall'amministrazione della Valle e conclusa dalla nostra amministrazione. In questi mesi abbiamo avuto lunghe discussioni per definizioni, soprattutto dal punto di vista burocratico, su alcune competenze di cui ci premeva avere un sicuro e perfetto riscontro e le nostre richieste sono state tutte quante esaudite e da oggi ufficialmente Marostica è proprietaria delle sue mura. E cosa ci fa delle sue mura Marostica? Marostica, essendo proprietaria adesso, potrà cominciare veramente a lavorare con un piano di rivalorizzazione di tutto il suo complesso murario e questo vuol dire soprattutto pensare in un'ottica che non sarà soltanto della nostra amministrazione ma che vedrà partecipi tutte le persone che ci seguiranno in futuro per la valorizzazione della nostra città. Una nuova sfida che fa il paio con il recupero della piena funzionalità turistica del Castello Superiore, con tanto di ascensore e dell'eliminazione del parcheggio dal cortile panoramico. Progetto che, secondo l'opposizione, è troppo affrettato e non partecipato dalla popolazione. Il castello, il complesso delle mura del castello superiore e inferiore è davvero un patrimonio della città e gli interventi, soprattutto quando hanno un carattere, come ci auguriamo, importante, anche molto qualificante, debbono essere a nostro avviso discussi, valutati, confrontati anche con la città. Il sindaco invece ritiene che non ci sia spazio per discutere e soprattutto il tempo. Anche le mura medievali sono entrate nel XXI secolo, con tempi digitali e decisioni a banda larga. Non è più il tempo della figlia del castellano.